Ieri l'elicottero dei Carabinieri forestali sui cieli di Bassano, oggi è toccato a lui l'aeromobile a pilotaggio remoto Mavic Pro Serie Platinum, una delle versioni in assoluto più silenziose dei droni, con un'autonomia di 30 minuti in volo, una capacità di distanza fino a 7 km per un'altezza massima di 120 metri, con immagini visibili in tempo reale volendo anche da remoto, mentre può immagazzinare video e scattare foto sempre più nitide e perfette. L'ausilio di questa tecnologia ci consente di fare dei servizi di controllo molto più accurati, ci permette, diciamo, di individuare eventuali assembramenti dove magari a vista non li riusciamo a vedere. Super controlli dall'alto, quindi oggi dalle 14 alle 20. Sono servizi disposti dal comando provinciale di Vicenza e ci danno la possibilità di utilizzare il drone, ce lo invia appunto il provinciale. È un drone di proprietà dell'Arma dei Carabinieri, i piloti sono sempre nostri, sono da noi addestrati e ci risultano molto utili. Interesserà tutto il territorio della compagnia di Bassano, quindi interesserà il Lungobrenta, andremo a Marostica, Romano, interessa parecchi territori. Domani ad avere gli occhi dei carabinieri puntati dall'alto, dal cielo, toccherà alla città di Vicenza.